Essere in cucina impegnato nella preparazione delle colazioni, uno chef si vede dal mattino. Buongiorno, buongiorno. Rifacciamo per gli amici quindi in video qui dallo Staffler, che è un albergo praticamente di categoria 4 stelle, anche se devo dire sono molto modesti, ecco, quindi sicuramente la categoria 4 stelle è giusta, ma ci sono alcune cose che lo proiettano secondo me già verso il 5 stelle lusso o comunque il 5 stelle superior, come qui nella vicina Austria. Siamo veramente poco distanti dalla località Brennero, quindi confine con l'Austria. Poi chiaramente c'è Innsbruck, mentre di qua abbiamo invece Bolzano, insomma Bressanone, da cui praticamente siamo arrivati. Ieri pomeriggio, anzi devo dire è stato, come dire, molto bello arrivare ieri, una giornata che è stata anche di sole sul lago di Garda, dove abbiamo fatto rifornimento di olio di oliva bio di un oleificio che si chiama Viola, che è proprietario tra l'altro di un albergo dove eravamo qualche mese fa e che si chiama Aqualux, che si trova proprio a Bardolino, quindi sul lago di Garda. Quindi c'è stato questo passaggio, appunto abbiamo voltato, quindi abbiamo, come dire, evitato un tratto autostradale che prosegue e che fa quindi sparire, devo dire, uno degli angoli, dei posti appunto più belli, e quindi ci siamo concessi qualche raggio di sole e qualche bel colpo d'occhio appunto del bordo lago. Devo dire, l'effetto era molto bello, insomma inimmaginabile che appunto a febbraio, proprio in occasione tra l'altro della Madonna del Fuoco, la giornata festiva di cui ieri vi parlavo, e quindi il patrono della città di Forlì, sono partito appunto da questa località, ho prelevato una signora che appunto festeggiava e quindi era appunto a riposo, che è appunto mia moglie, e quindi siamo partiti insomma alla buon'ora, dopo l'unico collegamento che c'è stato ieri mattina, che conteneva già appunto la rassegna stampa, che ahimè ancora non è stata archiviata sul mio profilo di Facebook, ma vedremo di farlo più tardi, perché poi le notizie che io annoto, buongiorno lo chef, le notizie che io annoto, buongiorno, prego si accomodi, se vuole dove la mettiamo qua, prendo una sedia, così siamo già posizionati, anche perché abbiamo una vista sulla, non so se questa è una stube. Buongiorno a Peter Gilter. Buongiorno. Se la pronuncia è giusta, io pronuncio come scritto in italiano. Allora, Peter sì. Gilt, ecco, Peter no, già ho fatto un Gilt, errore, giusto. ecco, però se basta essere italiani, quindi non fare sempre gli inglesi, col tedesco il più delle volte può andare bene. Ecco qua, stavo raccontando agli ascoltatori, insomma abbiamo fatto questa partenza proprio esclusivamente per questo che è il ristorante gastronomico dell'hotel Staffler, perché poi il nome proprio del ristorante che ha ottenuto questa fatidica seconda stella, io ricordo il giorno 10 dicembre, giusto, esatto. Ecco, ho appreso appunto di questa notizia, ho visto che in Alto Adige c'era stata una doppia stella, stavamo anche proprio aspettando di capire qual era la vera novità, perché immagino che per Bellini non sia proprio una novità, come dire, insomma 3 stelle a Ducasse o a Chrysler Square a Parigi, non sono edizioni che non hanno grandi novità. A Parigi in modo particolare, purtroppo la vera notizia è che c'è stata la presentazione delle recenti stelle appunto a Parigi, purtroppo è stata quella di un collega che ha lasciato questo mondo, diciamo così. Ecco, la vera notizia, perché poi bisogna andare a vedere nei nuovi 2 stelle, ma anche lì poi a Parigi, in Francia, quindi per l'edizione 2016, non ci sono state grosse novità, dobbiamo essere sinceri. L'unica vera novità mi sembra appunto questa in Italia, di questo appunto ristorante 2 stelle. Noi ieri mattina eravamo gli unici, quelli che sono saltati da 1 o da 2 stelle. Ecco, quindi l'anno scorso Mancino, quest'anno abbiamo appunto Girtler, quindi sono tra l'altro chef che io fortunatamente conosco, seguo da parecchio tempo. Nel caso di Mancino addirittura io
ero da lui una decina di anni fa e c'erano 0 stelle. Qui invece sono arrivato qualche anno fa sapendo che il ristorante vicinissimo al confine con l'Austria, nella guida della Gomio, ha comunque dei punteggi superiori in ventesimi alla guida dell'Espresso, che usa lo stesso sistema, e devo dire un avvertimento infallibile. Se poi anche quelli della Michelin per comodità lo considerano, questo non lo sappiamo, ecco. Quindi però vediamo che bene o male comunque locali anche con 0 stelle e che ora magari ne hanno 2 qui in Alto Adige, vogliamo essere sinceri, hanno seguito questa cosa, sicuramente perché l'Austria poi non è così grande. Il fatto di avere anche questo pezzo dell'Italia, l'Alto Adige, no? Sul Tirolo, a loro è sicuramente molto utile, anche perché l'Austria geograficamente, se andiamo a vedere, da queste parti diventa più sottile, quindi è proprio una striscia che divide l'Italia dalla Germania, quindi appartiene quasi diritto anche a loro, dai, se vogliamo essere sinceri. Poi come sentite, insomma, dal nostro chef, insomma, è bilingue, ecco, quindi parla sia italiano che tedesco, forse meglio tedesco che italiano. Forse meglio tedesco, ecco. Sì, perché noi siamo vicinissimo e poi sì, poi non ho mai lavorato in Italia, forse anche questa è una causa che non parlo così bene italiano, però capisco tutto e parlo anche ecco, no, anche altrimenti non potremmo fare questa, insomma, trasmissione, e stiamo tra l'altro anche filmando, come quel famoso video che circola, ricordo, su Benoît Viollier, che anch'io sono andato a rivedere, perché Benoît Viollier era talmente perfetto che ha condotto lui, ecco, l'intervista. Io mi sono limitato a dire qualcosa, poi lui era evidente molto, molto abituato a fare appunto queste cose, e ha detto appunto delle cose che io come dire, forse non avevo neanche notato più di tanto, che parlavano appunto della storia di questo ristorante qua. Ma rimaniamo qui a Maus. Maus in tedesco, Mules in italiano. Mules, sì. Mules sarebbe, Mules in italiano, ecco, c'ha un significato questa... Giusto, Mules, c'è il paese è campo di Trens, il comune. Ecco, no, io vorrei far vedere questa bella casacca, se possiamo far vedere, sono i cappelli. Questa è quella della Gomio? Sì, giusto. Ecco, si può vedere lì quanti cappelli abbiamo. Sì, certo. Ecco qua, bellissima, ecco qua. Cioè questa viene consegnata qui alla presentazione della guida? Sì, a Bolzano. Ecco. È fresca di quest'anno questa? Sì, anche. Però abbiamo... Ogni anno ce n'è una? Sì, sì. Viene anche personalizzata con il nome del... Sì, quello l'ho fatto io. Ecco, sì, quindi c'è una piccola, insomma, modifica delle altre. Sì. Ecco, ma magari la penna, togliamo un attimo la penna è molto utile, ce l'hanno tutti gli chef, ma poi noto che quando arrivano le foto dagli uffici stampa appunto sparisce, ecco, anche perché è giusto dare, vediamo un po' di sistemarlo bene. Ecco, 17 ventesimi, giusto. Ecco, che è un punteggio, insomma, importante. Ora ci sono anche 2 stelle Michelin. La guida dell'Espresso quanto dedica? Quest'anno abbiamo preso 16. 16, ecco, quindi come vedete gli italiani come dire, sono più preoccupati a seguire il resto dell'Italia, secondo me, che piuttosto che venire qui. A quanti chilometri dal confine? A quanti chilometri siamo con... 15. Ecco, sono 15 chilometri, quindi siamo... 20, adesso non so... Ecco, evidentemente siamo con un piede più di là, ma poi vedo che comunque queste guide poi, quando chiaramente qualcuno si muove, come la Michelin in questo caso, poi comunque sicuramente torneranno, se non sono appunto già tornati. Di solito quando ci sono queste presentazioni poi arrivano anche direttamente proprio come dire, i direttori, no, di testata, come nel caso dell'Espresso, appunto Enzo Vizzari. Allora io stavo dicendo che siamo partiti proprio appositamente per un ristorante che adesso veramente vale la pena il viaggio, scrive la guida Michelin, vale quindi una tappa. E qui effettivamente è anche una posizione strategica. Qui noi siamo arrivati, devo dire, a metà pomeriggio, quindi nella seconda parte del pomeriggio, e devo dire che insomma l'ho trovato molto bene. Sono stato accolto alla reception, mi hanno indicato che era disponibile appunto già un buffet di dolci che voi fate tutti i giorni per i vostri clienti appunto alloggiati, per la gente di casa. Ecco,
Ecco, quindi si arriva e quindi c'è una sorta di pasticceria a disposizione, queste preparazioni che arrivano sempre dalla cucina, le fate tutto voi qui? Sì, certo. Ecco. Facciamo un po' di strudel classico e poi un po' di torte diverse come saraceno, carote, facciamo